Oggi giornata molto intensa in Consiglio regionale, abbiamo avuto ben 2 sedute della commissione d'inchiesta sui FAS. Il mattino abbiamo potuto audire sia l'assessore alla sanità Luca Coletto che 2 dirigenti dell'area sanità sociale, il direttore generale Mantovano e la dottoressa Russo, che ci hanno spiegato come sia il biomonitoraggio, quindi lo screening sul sangue delle persone, e gli studi sulla catena alimentare stanno procedendo in maniera intensa, e a breve avremo anche le prime risultanze appunto di questi importanti studi appunto sia sul sangue che sull'analisi degli alimenti. Abbiamo poi potuto parlare anche appunto di questo inserimento dei limiti, il ragionamento che si assume questa responsabilità di andare a inserire a sua responsabilità i limiti, a differenza di quello che non ha ancora fatto il Ministero. Il pomeriggio invece abbiamo potuto audire un importante avvocato, il dottor Billiot, che ha seguito il caso DuPont, un caso di inquinamento simile a quello delle falde del Vicentino, del Veronese e del Padovano, e ci ha spiegato come lui ha affrontato il problema nella legislazione americana e a supporto dei contadini che avevano l'acqua dei campi per gli allevamenti contaminata. Lui è entrato nel dettaglio, ovviamente sostenendo i cittadini che appunto si sono trovati il problema in casa, nelle acque che andavano a bere, e con la legislazione americana è riuscito, attraverso un'azione di classe che purtroppo da noi in Italia non è prevista, non è possibile, appunto a condannare questo inquinamento e a chiedere i danni direttamente all'azienda americana. In Italia le cose comunque sono diverse, ci sono altre procedure, altre leggi in vigore.